troviamo a Sanguinetto nel cortile dell'ex convento Santa Maria delle Grazie per il Festival al Chiostro, organizzato dall'Associazione Culturale La Pianura in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Sanguinetto, che ha visto in programma una serie di eventi poetici, musicali ed artistici. Gli eventi relativi alla poesia denominati Chiostro dei Poeti ed hanno visto la partecipazione del gruppo culturale L'Airone Travoli di Poesia di Bovolone, intervallati dall'intrattenimento offerto da Eugenio and Crazy Girls. Possono partire le immagini con le interviste del nostro inviato e poeta Franco Sedda. Buonasera, siamo qui all'ex convento di Santa Maria delle Grazie per un'ennesima serata di poesie dedicata alle persone che ci seguono di volta in volta. Oggi abbiamo invitato il gruppo L'Airone, del quale abbiamo qui la presidentessa che ci dirà qualcosa sul suo gruppo. Prego. Buonasera, il gruppo culturale L'Airone è nato 10 anni fa, è nato così semplicemente dall'amicizia, dall'unione di alcune persone che hanno in comune una medesima passione, la poesia. Il gruppo ha come obiettivo di approfondire la cultura poetica sia in lingua che in dialetto veronese e custodendo anche le tradizioni della nostra terra. Il nome Airone, il nome del gruppo, non nasce a caso, infatti si identifica metaforicamente in questa varietà di volatile che, camminando tra le radici delle nostre tradizioni, sa però poi elevarsi nel volo maestoso come il pensiero del poeta. Grazie a Nadia Zanini. Ho assaporato il mio tempo, piatto preparato espressamente dall'Eterno. Erano favole, le corse fiorite nei prati a non finire, poi il cielo tutto mio, l'azzurro, nuvole di sogni e bagliori di infinito. Volavo il volo dei gabbiani, col sole nel sorriso, e mi sentivo sempre più libero, piccolo aquilone dal lungo filo. All'incrociarsi delle correnti aperse, le belle parole sono fredde lettere, ed anche le stelle cadono con punte taglienti. Le api mi hanno insegnato il volo ascensionale per perforare le nuvole e nutrirmi di celeste. Spezzato il filo, la mia meta sarà la luna. Un'idea mi frulla, dopo di me non c'è nulla, anche se nulla sarebbe già qualcosa. E allora sai che ti dico, dove non c'è nulla, la risposta la può dare solo Dio. Questa la seconda poesia si titola Tu con noi, tu con lui. È strano per me sapere di un altro. Lui ha il preferito. Io ti ricorderò un silenzio senza farmi vedere piangere d'amore. Grazie. Fontanesi Francesco. Buonasera, sono Fontanesi Francesco di Venimpenta. Complimenti ai nostri antenati per aver posto che ci hanno lasciato questo posto magnifico. Leggerò una poesia che è uscita stamattina anche sulla Voce di Manto nella rubrica La palestra dei poeti. Si intitola 15 d'agosto al Cesome. Il Cesome è quella chiesa di San Pietro. 15 d'agosto al Cesome, alla Sagra. Tri Ave Maria la Madonna Assunta.
Da Cesare è colma di gente che prega, tanti peccati in poche lacrime si negano. Verso le 7 il sole spunta dalle cime di Pioppi in processione e l'imega su un cossin di nido e i primi raggi si spegnono del chione. In giro i d'acqua polente, soia e pomodori. Ferragosto, mese di maggio, piove poco, la terra la suda la crepe e poi. In l'orto si brucia salate e sivoli. E il vento sulle rive zuga come le cane basse, i ciuffi le carezze si piega e si intrizza, i miei ricordi va con l'acqua e si impizza. Devoto ritorno in trio da Buteletto, come Pupacillo a casa in valle, e imbarca conmigo le va Bartavei e Nasse, a cercare sui salgari un same le ave col meletto. Era la mia prima sciocchettata, una ghidatola, ma l'ho sbagliato. Quanti che Malassà è ancora il fa male, ma la sagra e la vita le continuano eterne. Ogni tanto uno si perde in dispini, un altro ricordo da attaccare al muro in mezzo a fotografie, piombi e spaderne. Penso al fiume foresto che mi aspetta, Pusseduro, sull'anima la catamia confini, quando la barca la si sfonda e il nostro topo del cielo del bene si circonda. Lavarini Giuseppe. Lavarini Giuseppe Isola Rissa, però nato sulle Torresini. Allora, lei tutti i giorni, 2 o 3 che non sento che fa la festa alle donne, festa scioppettè, cortelè, eccetera. Ma una volta, quando aveva un po' di sentimento, diceva che alle donne non si dovrebbe toccarle neanche con un fiore. Adesso lo so, va bene. Omaggio alle donne. In che la balla, mica voi bene, in che la balla imbriaca di sto mondo pieno di balle, la cosa più bella che poteva fare il Signore è sta le donne. E lì a dire che alle donne che vuoi bene, non ho vergogna, perché mi vuoi bene a tutte, che le sia bene, che le sia brutte, giovani, vecchi, anche di mesa bisogna. Basta che non le sia mese per sorte. No, quelli no. E se una donna serpente, dopo che l'ho scaldata, la mia pecchessa mi facesse morire. Morire in gloria la sarebbe la più grande soddisfazione. Ora, prima della presentazione dell'altro gruppo, ci sarà Marina Drighetti che ci farà sentire la sua bellissima voce con la musica di Eugenio Entrezighelli. Ancora tu
Ecco, adesso chiamo qui la presidentessa Nadia Giannini che ci parlerà del gruppo Lairone. Prima presentatrice. Allora, Marisa Marconcini che presenta il gruppo Lairone. Grazie. Buonasera nuovamente anche da parte mia, vediamo se riesco fuori. Vabbè, allora, buonasera e no, grazie, lo stesso. Sono particolarmente lieta stasera di presentarvi le mie amiche poetesse del gruppo Lairone. È lo stesso, guarda, è lo stesso, penso che mi sentano ugualmente. Grazie. Allora vi dicevo, sono particolarmente lieta di potervi presentare le mie care amiche del gruppo Lairone. Sono 5 donne, 5 splendide donne in gamba che hanno messo a disposizione, hanno condiviso la loro intelligenza, la loro creatività, il desiderio di fare, di esprimersi, l'entusiasmo e vorrei dire anche il sorriso delle loro anime, così profonde, per scrivere delle poesie meravigliose. Prima hanno fondato un'associazione, l'associazione Lairone, che parla proprio, che ha come obiettivo il nostro territorio, la cultura, le tradizioni. Poi magari se c'è il tempo vi leggerò qualcosa che loro hanno scritto a questo riguardo. E poi nel tempo si sono messi insieme, hanno studiato, hanno frequentato una scuola, la scuola del maestro Sartori a Verona, il Cenacolo di Verona, e poi sono riuscite a pubblicare un libro, un'antologia poetica dove raccolgono alcune delle loro poesie, ognuna delle sue poesie, che hanno come filo conduttore proprio la leggerezza, la dolcezza, come vi dicevo prima, il sorriso delle loro anime. E queste 5 poetesse, tra poco le sentirete, ognuna con una loro poesia. Allora io vorrei già chiamarle partendo da Nadia, che è la presidente dell'Associazione Culturale Lairone. Vieni Nadia. Grazie Marisa. Siamo agli ultimi giorni di agosto e vi leggerò Notturno d'agosto. S'allungano nel buio come fantasmi d'anima ombre silenziose di gerani, abbandonate al ristoro dell'ultima annaffiatura. Rischiara, in malinconico pensiero, la luce solitaria di un lampione, ubriacato dai voli scordinati di 2 pipistrelli innamorati. Lontano, l'eco romantico di una sagra di paese riempie i canestri di cielo con le ultime note di canzoni conosciute. Danzano nel vento valzer di ricordi, presenze impalpabili, impronte di vita. Lasciatemi avvolgere dai fili di brezza di questa notte d'estate, mentre i campi porgono le labbra inaridite a baci di rugiada. Solo domani, quando si perderanno nell'aurora gli ultimi sorrisi di stelle, ricomincerò ad ascoltare le voci del giorno. La seconda poetessa sarebbe Graziella Fossà. Purtroppo non è qui questa sera, quindi ho l'onore anche di leggere io una sua poesia. Ho scelto Girasoli. Girasoli. Protendono gli alti steli verso il cielo, con la fronte orgogliosa guardando il sole, i girasoli. Dono gratuito il loro colore accecante e caldo in una vita che sorride luminosa. Chiudono le corolle al primo sguardo della sera, reclinano il capo e dolcemente riposano. Anche il giorno si spegne e nel suave abbraccio di un tramonto rivive la speranza di una nuova luce. Ed ora la terza poetessa,
non è, vedi tu, sì, siamo visto muoversi tua sorella, ma Eleonora Masini. Ho scritto e piano piano ti prendo per mano, ti accompagno nei labirinti di mente e cuore, anima e piedi, ti accompagno, ti tengo stretto in un abbraccio di parole e ti stordisco di notte e frammenti di vetro e sassi e petali odorosi di malinconie. E così in un soffio mi conoscerai e polvere di vento mi inghiottirà e mi cancellerà dai tuoi occhi. Nella ballata del tempo forestiera sarò di amore e gloria, l'inchiostro dolce, inafferrabile veleno. Ed ora Maria Teresa Masini, che è la sorella di Eleonora. Dolce compagna, nel silenzio dei silenzi la mia malinconia si muta in felicità. È meraviglioso il suo bagaglio che piano piano apro e riporto alla luce della memoria. L'orologio suona a vuoto nell'intimità dei miei sentimenti, dove tutto ha una sua dimensione che si adatta alla sinfonia del momento. È un grigiore che armoniosamente si scompone in 1000 riflessi, rare delicatezze che nutrono un desiderio di compiacimento. È solo mia la malinconia, non è trafitta da sguardi indiscreti, è un modo per coccolarmi e per tenermi stretta in sua compagnia. La quinta poetessa del gruppo, l'ultima ma non certo, come si suol dire, in ordine di importanza, perché sono tutte bravissime, è Maria Rosa Zampieri. Il mio rifugio. Sulle imposte chiuse non danzano più le ombre rosate dei gerani e rimane muto il nido delle rondini. Solo il deserto dell'anima traccia ragiatere sulle palpebre stanche. Com'era dolce la carezza dell'erba nelle corse infantili a sfidare il sole, e appariva ingenuo il bacio di selvatiche bacche alle giovanili promesse archiviate dai giorni. Inesorabile, il frutto si separa dal suo ceppo, ma la radice rimane, e sotto i cumuli di pietra, dal fondo del mio silenzio, evoco lontane nostalgie per ritrovare il mio rifugio nel ricordo di voci amate. Brave le nostre 5 poetesse, come anche tutti quelli che le hanno precedute, ai quali vanno i nostri complimenti. Li abbiamo apprezzati molto. Un applauso. Bravissimi tutti. Allora io vorrei in poche parole presentare proprio il gruppo come un'autopresentazione che hanno fatto loro. Il gruppo culturale L'Airone è nato dall'amicizia tra persone unite da una grande passione, la poesia. Quella poesia che sa donare la libertà del cuore e del pensiero, una via di fuga che permette di comunicare silenziosamente con la nostra interiorità e ci aiuta ad aggiungere pennellate di parole all'arcobaleno della vita. Quella poesia che ci dona la capacità di sognare e credere nella magia delle parole e dei sentimenti. L'obiettivo del gruppo è di condividere momenti di poesia e prosa, sia in lingua sia in dialetto veronese,
ricercare e favorire culture e tradizioni della nostra terra. Il nome Airone non nasce a caso. Il gruppo infatti si identifica metaforicamente in questa varietà di volatile che, tornato a vivere ed edificare nelle nostre terre, rappresenta un po' l'anima del nostro territorio, camminando tra le radici delle nostre tradizioni ed elevandosi poi nel volo maestoso come il pensiero del poeta. Le autrici sono iscritte inoltre, come vi dicevo prima, al Cenacolo di Poesia Dialettale Berto Barbarani di Verona, allieve della scuola dell'insigne e famoso ormai maestro Piero Sartori. Vi dicevo che hanno frequentato questa scuola, ma nell'arco di 10 anni circa hanno anche pubblicato un libro che si intitola Di trasparente silenzio ed è un'antologia poetica veramente, come avete potuto sentire, fatta di leggerezza, come dice il titolo, Di trasparente silenzio. Non voglio leggervi adesso la motivazione del titolo, se ci sarà tempo lo faremo dopo. Se mi fanno uno stacco musicale ora, poi avrei il piacere di fare una carrellata delle poesie delle nostre amiche, in modo che sentite 5 poesie una di seguito all'altra e così riconoscete anche un po' gli stili di tutte le poetesse. Allora a più tardi, un attimo, fra poco. Grazie. Adesso un momento musicale dove Giulia ci farà sentire una canzone di Adele. Just
Nobody's perfect, just the idea. 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 Adesso concludiamo con l'ascolto di queste 5 poesie. No, ci sono prima anche queste. Poesie dialettali e un brano di prosa. Bene? Sì. 3 poesie in dialetto, sì. Poi seguirà un racconto e poi ci sarà la conclusione. Sotto la venia di Nazia Zanini. Si rampega il vecchio fusto intrivelato lungo il muro rosso dei Quarei. Si descartossa dal pacchetto del tempo l'emozione dei ricordi più bei. Ciappa colore il quadro della memoria che incornisa i colori della corte. Sotto una grande pergola di legna con la sorgente, i laori, i zughi e tutta la sua storia. La vigna la cuociava una corte versendosi come un'ombrella, scossolando le prime lacrime di vita ai sospiri palmalosi di primavera. Si impirlava puti dei narini pingolando come rissoli dei butini. Ridea come una balla in fogonà il sol sfacciato dell'estate e sbusando fra ponte di foglie immaciava di ciaro le ombrie, basando con sgorlè di calor i primi simi d'ua. L'era come un huerto la vigna, un portico verde smeraldo che rinfrescava zughi di buteletti insieme a ucciate de veci che ciacolando su careghe de paia gli sessorava dal caldo. I simi pian pian si slongava, ciapando colori da fola, e quando l'autunno arrivava, come ogni anno si presentava una scena fra quelle più belle, la Brenta con la sua fola ora. Solevé con una sbarazzata il pupà saltava dentro i butini, gli folava la ua coi sogni pestezzando coi piedi piccinini e il mosto che nella Brenta cascava tutta la corte riprofumava. A gara si corria col bicchiere per star che il rosso rosolio, con la faccia piena di orgoglio si lecava i baffi e il buttin, contento d'aver bevuto come i grandi
e il suo primo gusto dei vini. Adesso ascolteremo alcune poesie in dialetto. In mezzo alla corte di Nadia Zanini. Nel quadro d'Enamoreta di Rocà vive il ricordo di una corte grande, bianca di polvar e sciora de sol, imbriagà de ciasso, de corse, de burle, de buteletti gordi, de soldi e libertà. Facce tonde e ridenti alla vita, cotolini al vento, braghe pessè, fiorellini di seda a colori, ligava tresse di lunghi cavei, rasenti il celeste del cielo. L'era la corte dei Zubi, che ne tenia come ronde noti negnali, che ne struccava come una mamma e ne dasea tutto il suo posto, perché potessene fantasticare. Tacana trave del porte ovecio, una rola stacca di portare, la bingolava la sossoga slisa, con la seta lustra e spigolata. Disegnà per terra, era una piega mezza scancellata, fatta di quadrati bislendi e di segni che con scaglie di copo, mirando sicuri, dovene centrare. Quanti salti, ridade, criade, cantò visconti per il cocolo, cantileni inventé per le conte, ma nessuno era stufo di giocare. Ancora la corte l'aspetta in sognare, sotto un sol quasi negnato. Non che più buteletti che sbraia, ma solo i nonni che, con gli occhi distanti, i guarda e spera di vederli arrivare. A risico del cielo. Sbacciava la finestra del giorno su rasseie di erba in grottoria. Nel pra pensieri descalzi vestesava colori di fole. Rodolata la matassa del sol si slungava una corda a risico del cielo. Salta drento, sbraiava ossi piccenine, si alzava cotoline dei fiori, imbriagando i sospiri del vento nel girar ancora zoino della soga del tempo. Salta fora! E un arcobaleno di spago sospeso aspettava il salto gaiardo dei musetti infioccheté da nastri rosa che ligava fili di speranza a lunghe tresse di seda. All'ombria si sorava bali di farfalle, descartosato brasieri di sogno, per smossegare in pressia il dolzor della vita. Grazie. Adesso ascolteremo un racconto di Maria Rosa Zampieri. La bicicletta rossa. Un tiepido venerdì di primavera. La bicicletta corre, premendo sull'asfalto. La mia bicicletta rossa, dono della magica notte di Santa Lucia. Il movimento della pedalata mi ha fatto scivolare i calzini sul collo del piede.
La gonellina arricciata si gonfia di vento, si alza, svolassa, la devo tenere con una mano. Dietro di me mia madre con la sua biciclettona, quella con la quale mi portava con il seggiolino in vimini e poi con l'asticella, ma ora sono grande, ora so andare da sola. Stiamo andando al mercato di Albaredo, so che mi devo preparare alla salita del ponte sull'Adige, ma ho gambette giovani e un temperamento definito indomabile da mia madre, la quale, mi giro a guardarla, sta arrancando. So già che metà salita la farà spingendo la bicicletta a mano e da un agitato movimento delle sue labbra intuisco che mi sta intimando di fermarmi. Non posso arrendermi ora, la salita è vicina e la rincorsa adeguata. Ignoro il richiamo e premo sui pedali con più energia. Sento lo sforzo colpire le ginocchia ossute eternamente sbucciate. Gocce di sudore iniziano a brillare sulla mia fronte. Le trecce che mamma mi aveva infiocchettato così bene prima di partire dondolano ad accarezzarmi ora la guancia destra, ora la sinistra. Il cuore batte. Le gambe sono pervase da un calore che le rende pesantissime. Il giro di Corona sembra ingrandirsi sempre di più, ma per raggiungere la cima mancano ancora 2, 4, 6 pedalate e raggiungo l'imbocco del ponte. Mi fermo. Aspetto mamma che sicuramente mi rifilerà uno scappellotto, ma mi asciugherà il sudore. Mi sistemerà le trecce, i calzini, la gonna, per poi passare avanti e guidarmi nella traversata che faremo a piedi, ovviamente, perché, come dice lei, potremmo persino incrociare una macchina e sarebbe pericoloso. Ah, mi piace attraversare piano e guardare di sotto. L'Adige scorre, abbraccia i piloni del ponte creando bianche crespature e vivaci mulinelli che mettono allegria. Solo mia madre, inspiegabilmente sempre preoccupata per me, mi ordina di non guardare giù, di non fissare l'acqua, altrimenti verrò attirata da essa e ingoiata dal gorgo. Ho un brivido di paura. Aumento l'andatura fino a quasi a tamponare chi mi precede. Cammino guardando diritto davanti a me, solo con la coda dell'occhio do qualche sbirciata per assicurarmi che non vi sia un gorgo affamato arrampicato fin sulla paratia. Ci siamo. Abbiamo raggiunto la fine del ponte. Ancora non si vedono le bancarelle, ma si sente il trambusto mercanteggiare provenire da dietro la curva. La discesa si presenta più breve della salita, ma ugualmente allettante. Mamma si accorge del mio tentativo di risalire in sella e mi intima di scendere. Si prosegue a piedi. In effetti, fatti 10 metri, appena superata la curva, iniziano già i colorati ombrelloni del mercato, disposti per 2 file, e al loro centro una fiumana di persone in movimento, fra sventolii di stoffe colorate, profumi di fiori e di verdure, luccichii di pesci argenti e ruote gialle di formaggi, e lo starnazzare di oche e di galline, e il canto dell'arrottino, e il battere fondo del ciabattino, e quello squillante dello stagnaro. Non passeremo mai là in mezzo con le biciclette, dico a mamma, senza togliere lo sguardo, sorpreso e affascinato da quel carosello di vita. Lei però sa dove depositarle. Da Nelo Mondo c'è una custodia per velocipedi ed è vicino, appena giù dalla discesa. Sorpassiamo l'osteria della dogana e imbocchiamo il vicolo acciottolato sulla sinistra. Ed ecco che le biciclette del mare di gente al mercato sono tutte qui a creare un'enorme scultura di ferro. Ruote, cerchioni, pedali, catene, sellini, manopole con fili di Scooby-Doo, freni tiranti, freni dondolanti, ma tutte
con i manubri protesi a mantenere il proprio spazio, e da ognuno di essi, legato con uno spago di gaeta, pende un cartellino giallo con il numero. Quel numerino è l'ordine nel caos. Ma come posso lasciare qui la mia bicicletta rossa? Mia madre dà una voce al custode per evidenziare la nostra presenza. Lui fa un cenno d'intesa con la mano, senza volgere lo sguardo. È intento a liberare il veicolo dei primi arrivati, rimasto dietro tutti gli altri. Penso alla noia di spostare continuamente decine di biciclette per poterne consegnare magari una sola e poi spostare ancora per consegnarne un'altra e anche la mia verrà continuamente rimossa. Nello mondo si avvicina con passo veloce, curvo, l'aspetto asciutto, la carnagione arida, le guance incavate e sporcate da una barba incolta, i capelli corvini tirati all'indietro da un doppio velo di brillantina da cui però scappa un ciuffo ribelle e rudiccio sulla fronte. Un aspetto torvo, lo definirebbe chi non conosce Nello mondo, ma io so della sua pazienza mentre lavora gli zoccoli di asini e cavalli, eppure sono incerta se affidargli la mia bicicletta rossa, perché quando viene a casa per rifare le scarpe al nostro asino prende sempre in giro le mie trecce e mi punta con le grosse unghie appena tagliate all'animale per spaventarmi e poi ride nel vedere che mi nascondo dietro i pantaloni di papà. Ora si sta avvicinando tenendo in mano dei cartellini gialli che vibrano come farfalle alla brezza di aprile. Nello mondo mi guarda, sorride, esterna una delle sue inevitabili spiritose osservazioni sulle mie trecce e mi chiede di lasciare a lui la bicicletta che io, ferrea, sto ancora tenendo stretta per il manubrio. Alzo lo sguardo. Sopra la mia testa si sta svolgendo il baratto. 5 lire di mamma contro il cartellino giallo numerato. Mamma, che numero ho? Che numero mi ha dato? Mi fai vedere? Ma lei l'ha già riposto col suo nel taccuino. Mi risistema i fiocchi delle trecce, mi ritira sul calzino, mi prende stretta la mano, si assicura le manette della borsa ben salde all'interno del gomito e ci tuffiamo nel colorato vociare del mercato. Allora, per legarci a questo bellissimo racconto Eugenio ha pensato bene di cambiare la canzone, quindi Marina ci canterà Il terzo fochista. Gira, volta, volta, gira, vola, volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola. Zucchero, limone e neve preso sopra i denti di tanti anni fa, notte dopo notte mamma ancora canterà. Gira, volta, gira, volta, volta, gira, vola, volta, gira, gira, volta, gira, volta, vola. Zucchero, limone e neve preso sopra i denti di tanti anni fa, notte dopo notte mamma ancora canterà. Il giorno che sei nata tu per me ne per un amore, mille stelle si cambiarono di colore. Gira e volta vola all'infinito, questa neve si ripeterà, con le note di una fisarmonica la festa ancora arriverà. Passa il santo, guarda quanto è bello, cantano le donne in coro, guarda quanto è bello. Strusciano sottane mentre con la sangue c'era della santità, fumano i camini pesce fritto e baccalà. C'era una bambina con nessuno
Allora un'altra piccola modifica. Il patron del Fashion One, Jerry Brighetti, ha deciso di leggere una poesia del mio libro. Prego Jerry. Ancora un altro attestato a Eugenio Entrizicherle per la sua fantastica musica che ogni volta ci arriva. Grazie alle cantanti che si sono succedute. Speriamo di riuscire sempre a fare delle serate, anche se non siamo tanto numerosi, ma la cultura insomma viaggia così, ecco, nella speranza di migliorare. Alla fine comunque ci sarà un rinfresco se volete trattenervi qui dietro. Grazie a tutti per la partecipazione, alla prossima. Mondi luminosi senza luce, trafiggono i pensieri, uccidono i sentimenti, anime vuote dentro corpi senza alito, vagano alla ricerca di un sospiro, che mani ansiosi non riescono ad afferrare, occhi spenti si perdono nel buio. Io direi, visto che non siamo tanti, di fare un altro giro di poesie. E incomincerei nuovamente con Mario Bissoli. Questa è una mia lirica che ho scritto per dare un addio all'estate. Lacrime di nostalgia. Come una dea greca, in groppa cavalli scampitanti sei arrivata. Principessa dai capelli di sole e dalla pelle nuda. Distese di messi, profumi di frutta e sudore d'attese ti hanno amantata, estate mia. Nei scintillanti occhi, seduzioni di mare e cime traenti che risvegliano piaceri d'amore dentro un rosso dai confini infiniti. Anche i sovrani sono vassalli nel cerchio varo del tempo, così un bel giorno è arrivato il momento del commiato. Estate mia, sei salita sopra una carrozza di nuvole azzurre, trasinata dal maestrale, e nella scia dell'addio, lacrime di nostalgia. Stellini Renzo. No. Fontanesi Francesco. Allora, adesso leggerò una poesia in lingua. Titolo Caro amore. Caro amore, parole già dette che eternamente si ripetono, dolcissime pagine già scritte tante volte, da gente come noi, ancora prima e dopo di noi, promesse di una sera che possono durare o svanire col sole. Il nostro amore finisce domani, non trova più luce né forza di crescere, non ha più bisogno di vivere. La vita è un gioco crudele, accartoccia anche i sogni più grandi, brucia tenerezze e favole, toglie radici a troppi amori. Restano immagini e canzoni, finestre sull'anima che non chiuderemo mai.
strappa le ultime pagine del nostro diario. La nostra storia è figlia del tempo che le abbiamo lasciato. 40 anni e 3 giorni per pensare a noi. È bello ricordarti felice, ma senza te sono come un gabbiano che ha perso il suo pezzo di cielo. Lavarini Giuseppe. Allora, stamattina c'era dello fare una stradera di campagna, non passa mai neanche al campo, forse l'unico can che passa sera mia. Succede che a un certo momento viene una curva, che è la fila dei pomari, non si vede mia. Sono io appena fuori così, mi vedo arrivare una macchina, una di quelle macchine da cagoni, perché l'area è cagone, e lo ripeto, e parlo un attimo, ho detto ecco. Per fortuna mi sono buttato un po' sotto le piante e lui si è fermato e in quel momento mi pareva di vedere che la vecchia che ha il messoron da fine a spalle. Ecco, adesso mi sei venuto. Però a un certo momento ho detto di ti non ho paura. Vieni pure avanti, brutta vecchia nera. Di ti non ho paura. Prima di portarmi via da Gavaretto che ti fa, non ti darò mia massa impressa, mi tenerò attaccato con le onde, i denti ti smosserò. Ti aspetto, ti è fermo, vedremo bene. Lo so, alla fine te visiti, ma dopo il giudizio, per la mia anima non voglio che so. Se te la porti in paradiso, non le serve per niente. Se te la porti all'inferno, le serve ancora mano. Non sta a portarla in purgatorio perché io non sono anima da mese misure. Però è una cosa che mi consola. Che mi busari una volta sola. Allora, a conclusione leggerò un'altra poesia dal mio libro Pensieri dell'anima. Parole per gli occhi. Mentre respiro la tua anima, le parole dentro gli occhi, le dita intrecciate ai tuoi brividi. Mentre assapori il tuo profumo, le labbra cercano il cuore, nei pensieri esplode l'emozione e la gioia riempie l'infinito. Allora, il prossimo appuntamento vedrà adolescenti in arte, però lo faremo nel teatro del Castello e poi la volta successiva torneremo con le poesie ancora qui nel chiostro. Adesso Marisa Marconcini per la conclusione. Allora, per concludere la presentazione del nostro gruppo di poetesse e autrici anche in prosa, come avete sentito, vorrei fare una carrellata leggendovi una poesia di ogni poetessa. Partiamo dalla prima, Nadia. Ecco, io le ho scelte dopo aver letto il libro perché me lo tengo sempre sul comodino perché mi piacciono tantissimo le loro poesie e quindi ho selezionato queste per voi. La prima si intitola Il pianto del silenzio di Nadia Zanini. Quando palpita il cuore della notte, in questa stanza imbevuta di quiete, cerco la suave carezza di una voce che mi incateni con anelli di sogni allo stupore chiaro della luna.
bramo il profumo di una voce da fiori incartati di silenzio per non smarrirmi tra petali appassiti all'arido tacere, caduchi all'arsura di sguardi vuoti. Mi abbandonerei alla brezza della tua voce per udire ancora il canto delle fate incunearsi nel respiro dei boschi, per infilare nel gioco dell'istante perle di rugiada a fili di vento. E ricamo ancora al telaio del buio mute richieste di parole d'amore, ma solo il pianto del silenzio tradisce questa solitudine, mentre il cuore rimane inerme, inchiodato ad una stella. La seconda poesia è di Graziella Fossà, che appunto questa sera non è con noi. Si intitola I tuoi occhi. I tuoi occhi, pupille silenziose, raccontano, parlano di sogni lasciati nel cassetto, sono specchio di nostalgie e rimpianti. Si perdono i tuoi occhi nella trama dei giorni e si accendono di luce come un volo di farfalle sui fiori. S'annebbiano i tuoi occhi quando tempeste di solitudine travolgono i giardini di speranza. Nel volo della vita incontrano il sospiro del vento e affidano al cielo un canto silenzioso. Sentite come ogni poetessa si esprime, pur avendo frequentato la stessa scuola, e si sente. Della nostra... Grazie, ecco, lo accettiamo molto volentieri, chissà che sia di buon auspicio. Grazie. Ecco, allora spero di vedervi anche nei prossimi incontri, vi ricordo che ci troveremo il 19 settembre, speriamo che non ci sia questo caldo. E inoltre ricordo che la serata è stata ripresa dalle nostre telecamere e sarà visibile su speciale Pianura Veneta Caffè 24 a partire da ottobre sul canale 666 Verona Provincia. Ecco, e adesso vi lascio a rinfresco e buona serata a tutti, buona continuazione. Grazie per essere stati con me. Aspetta il giorno.